Sinti Dolores Dori, fermati la madre ed il figlio, accusati di tentato omicidio al campo nomadi nel Bresciano. Ecco il video della sparatoria, la donna uccisa da un proiettile vagante. A Casal Serugo 2 ventenni sono stati accoltellati in un bar da un gruppo di giovanissimi di origine straniera. Allo sfogo dell'ex sindaca Venturini, queste baby gang vanno fermate. Impressione e dolore a Conselve per la morte di Giovanna Trovò, l'anziana di 79 anni derubata della borsa nemmeno 2 ore dopo è stata colta da un malore fatale, caccia ai ladri. Battesimo del volo violento per il caso di Giulia Schiff, assolti dalle accuse di lesioni gli 8 ex allievi piloti finiti a processo. Regionali, non si scioglie l'enigma del candidato del centrodestra, abbiamo troppa abbondanza, dicono da Fratelli d'Italia. A Mestre si presentano i civici di Manildo, il 22 novembre Mattarella in Veneto. Vicenza, raid Novax al centro vaccinale, scritte contro i sanitari, e l'ULSS 2 di Treviso introduce il braccialetto anti-aggressione per gli operatori dei pronto soccorso. La rettrice dell'Università di Padova e la ministra dell'Università Anna Maria Bernini hanno accolto oggi la studentessa ed il professore palestinese arrivati per studiare al Bo grazie ad un corridoio umanitario universitario. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La cronaca ora, fermate 2 persone per la morte di Dolores Dori, la donna di origini Sinti che era andata a riprendere la figlia in un campo nomadi a Lonato del Garda nel Bresciano. Vediamo il video davvero scioccante che riprende quanto accaduto. Ecco il video che riprende la sparatoria avvenuta nei giorni scorsi nel campo nomadi di Lonato del Garda, svolta nelle indagini sulla morte di Dolores Dori, la 44enne originaria di Vicenza, residente a Campo Nogara, uccisa nel Bresciano. I carabinieri hanno fermato sua mamma di 59 anni e il figlio sedicenne della vittima. Le 2 donne, con il ragazzo che avrebbe ripreso la scena col cellulare, si sarebbero recate in auto nel campo nomadi iniziando a sparare proprio come si vede in queste immagini. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Dolores Dori, la mamma e il figlio sarebbero arrivati nel campo in retromarcia, sfondando il cancello e poi iniziando a sparare a raffica. A quel punto i residenti del campo hanno risposto al fuoco, colpendo con 3 proiettili la 44enne che è stata poi trasportata in fin di vita dal marito, poco distante dal luogo con un'altra vettura, davanti all'ospedale di Desenzano, dove nonostante i soccorsi e un intervento chirurgico non c'è stato nulla da fare per salvarla. Una dinamica rivelata dal video trovato nel cellulare del figlio della vittima e che ha portato la procura a firmare i 2 fermi per tentato omicidio, mentre si cerca il consuocero della vittima ritenuto l'esecutore dell'omicidio. Una svolta sul caso di una bomber attesa per giovedì, quando saranno consegnati al GIP i risultati delle perizie sui vecchi reperti relativi al caso, finalizzati a trovare il DNA e a collegarlo ad un nome e ad un volto. Si attende una possibile svolta sul caso Una Bomber, l'attentatore che disseminò di ordigni il nord-est dal 94 al 96 e dal 2000 al 2006. Una vicenda racchiusa in una trentina di attentati e finora nessun colpevole. Dopo vari rinvii, entro giovedì sarà consegnata alla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, Flavia Mangiante, la perizia richiesta per far luce sull'identità del misterioso bombarolo. Oggi invece è il giorno del confronto in video tra, da un lato, i periti dell'accusa e gli avvocati difensori, dall'altro i periti incaricati il 13 marzo di 2 anni fa dal GIP Luigi Dainotti di sottoporre a test del DNA 10 reperti conservati per anni dopo la chiusura dei fascicoli scritti e poi archiviati. Gian Pietro Lago, ex comandante del RIS di Parma, ed Elena Pilli, antropologa molecolare forense, erano stati incaricati di cercare il DNA di una bomber e in caso di reperimento anche un nome e un cognome a cui quel
quel profilo genetico potesse corrispondere. Nessuno degli 11 indagati all'epoca ritenne di presentarsi in aula. Il protrarsi dell'attesa ha causato la decorrenza dei termini di prescrizione per tutti gli attentati meno uno, quello del 6 maggio 2006 a Porto Santa Margherita a Caorle, quando scoppiò un ordigno nascosto sotto un tappo di una bottiglia contenente un messaggio e un infermiere di Mestre, all'epoca 28enne, rimase ferito. A Casalserugo, nel Padovano, 2 ventenni sono stati accoltellati in un bar da un gruppo di stranieri. Accoltellati da un gruppo di stranieri per essere intervenuti per fermare una lite, 2 ventitrenni di Casalserugo sono finiti in ospedale con profonde ferite alla gamba e alla schiena dopo l'aggressione avvenuta in un bar del loro paese. L'episodio di violenza è stato raccontato dalla consigliera regionale Elisa Venturini, ex sindaca di Casalserugo. La dinamica dei fatti: al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, ma a quanto pare i 2 ventenni sono stati colpiti con una grossa lama da 3 nordafricani che poi si sono dileguati. Sono stata avvisata dai genitori ed esprimo vicinanza ai ragazzi e anche a loro per quanto è successo, e dico: chi commette atti di tale violenza, chi accoltella, è un delinquente che deve essere perseguito, e queste bande, queste baby gang che girano sul territorio devono essere fermate perché sono bande di delinquenti. Le 2 vittime sono state medicate in ospedale e poi dimesse con una prognosi di 15 giorni. I carabinieri stanno cercando di individuare il gruppo di aggressori anche grazie alle telecamere di sorveglianza cittadine. E a Conselve, nella Bassa Padovana, è scossa per la morte di Giovanna Trovò. L'anziana era stata derubata della borsa e nemmeno 2 ore dopo è stata colta da un malore fatale. Chi ha rubato la borsa a Giovanna Trovò potrebbe avere le ore contate. I carabinieri sono sulle loro tracce, perché potrebbe trattarsi non di un semplice, si fa per dire, furto, ma di qualcosa di ben più grave. La signora Giovanna, 79 anni, infatti, dopo che le è stata portata via la borsetta, è tornata a casa sotto shock e impaurita e ha avuto un malore fatale. Inutile la corsa dell'ambulanza e il sostegno dei figli, che ora sono chiusi nel dolore. Un cliente è entrato dentro dicendomi che c'era questa signora che era tutta agitata, poveretta, perché gli avevano appena rubato la borsetta, e poi anch'io sono uscito a vedere e ho visto che c'era la signora Silvana che l'aveva soccorsa e quindi era in buone mani. Giovanna si stava riposando sulla panchina di Piazza Battisti prima di tornare nella sua abitazione. I 2 la distraggono e le rubano la borsa, magro il bottino, il bancomat era a casa, rimanevano circa 50 euro, ma il trauma è forte, chiede aiuto. Dalla gioielleria esce Silvana, dalla tabaccheria i clienti. Che la signora stesse male, quello me l'hanno confermato più di qualche cliente che entrava e usciva, che hanno visto un po'... Cioè che già da subito la signora era molto spaesata, lo sarei stato anch'io comunque. Mi dispiace tantissimo per la signora, perché noi la conoscevamo, era abituée della passeggiata quotidiana qua in centro, sempre bella cotonata, bella elegante, una signora distinta che si fermava a guardare chi passava e non meritava di rimanere qui le ultime ore della sua vita con questo trauma. La telecamera della tabaccheria ha ripreso tutta la scena. I 2 sembra siano volti noti di Conselve, si aggirano spesso per le piazze, c'è chi li ha visti la sera stessa del furto. I 2 balordi erano seduti su quella vetrina lì da qualche minuto, perché ero uscito più volte dalla tabaccheria e li vedevo che erano lì da parecchi minuti, e sono dei ragazzotti, degli uomini qua del paese, anche perché in piazza bene o male sono riconosciuti. I 2 potrebbero essere denunciati per morte come conseguenza di altro delitto, una morte non voluta, certo. Inoltre ci sono da verificare le condizioni di salute dell'anziana, ma ciò che conta è che la signora Giovanna non c'è più. Caso Giulia Schiff, tutti assolti perché il fatto non sussiste, si è pronunciato così il giudice monocratico del Tribunale di Latina nel processo che vedeva 8 ex allievi piloti dell'aeronautica militare accusati di nonnismo, violenza privata e lesioni ai danni dell'allora collega Schiff, veneziana di Mira. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna ad 1 anno di reclusione ciascuno. I fatti risalgono al 2018, quando si tenne il cosiddetto battesimo del volo della giovane all'aeroporto militare
parlare di Latina, una prassi in cui, secondo l'accusa, Giulia Schiff fu colpita con decine di frustate, con dei fuscelli, spinta contro l'ala di un aereo e infine gettata in una piscina. Per l'accusa una violenza, ma non per il giudice Pontino. Il reato di lesione è stato derubricato in percosse, quindi non procedibile per tardività della querela. La politica ora regionali, continua l'attesa per l'annuncio del candidato presidente del centrodestra, ma in Fratelli d'Italia l'aria è serena, l'importante saranno il programma e l'unità della coalizione. Dicono nel partito c'è comunque la convinzione di avere la maggioranza rispetto agli altri alleati. Abbiamo troppa abbondanza, allora, quando ci sono tantissime disponibilità a candidarsi, sia a livello di liste, sia rispetto alla difficoltà che hanno i leader nazionali a individuare la figura più adatta per rappresentare il governo, per rappresentare al governo i veneti nei prossimi 10 anni, chiaramente ci si prende del tempo. È un problema d'abbondanza quello di cui soffre il centrodestra veneto. Per questo, dice con un filo di ironia il senatore di Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon, la scelta del candidato alla presidenza della regione sta attraversando una gestazione travagliata. Al porto di Venezia, alla presentazione dei simulatori di guida di navi e treni, c'è mezzo stato maggiore del partito e l'argomento regionali è inevitabilmente sul piatto. L'attesa non ha aiutato sicuramente a calmare gli animi, perché ha creato aspettative e soprattutto si è discusso più di fantanomi, per così dire, più che di contenuti della regione. Credo che ci sia anche qualcosa di positivo in tutto ciò, ovvero che discute il nome del candidato sempre mantenendo, indipendentemente da dove arriverà il candidato, ovvero se da Fratelli d'Italia, Lega o Forza Italia, un centrodestra unito. Insomma, in casa Fratelli d'Italia si starebbe iniziando a pensare che il nome del candidato presidente rivesta un'importanza relativa, perché si stima che comunque i rapporti di forza elettorali saranno ribaltati rispetto ad una giunta uscente dove tranne uno tutti gli assessorati erano a guida leghista. Ho fatto l'assessore quando ero da sola e tutti gli altri erano leghisti. Io credo che la forza sia quella delle idee e sia quella di un governo che non deve avere fibrillazioni, quello regionale, perché va in continuità, ma ha bisogno oggi di nuovi stimoli e Fratelli d'Italia può darli con un forte collegamento con il governo centrale, può darli però con persone molto radicate sul territorio. Non sarò più sola, ma come diceva bene Elena, questo è sicuramente un lavoro di squadra da portare avanti. La Regione del Veneto ha sempre ben amministrato e dobbiamo continuare ad amministrare bene e fare sempre meglio. In fondo quindi la candidatura alla presidenza della regione potrebbe anche non rivestire un carattere fondamentale se si inquadra in una giunta che sarà comunque a trazione Fratelli d'Italia e su un programma che ricalca quelli che sono gli accordi tra alleati a prescindere da chi si insedierà a Palazzo Balbi. Possiamo dire con ragionevole certezza che entro il 20 di ottobre ci sarà il nome del candidato e avremo i nomi delle liste. L'auspicio è quello che già questa settimana i veneti possano sapere chi sarà il candidato presidente di un centrodestra unito che coeso garantirà la continuazione di quei 30 anni di governo che abbiamo alle spalle anche per i prossimi 10. E sul fronte del centro-sinistra sono stati presentati oggi a Mestre i candidati delle civiche venete a sostegno di Giovanni Manildo. Siamo una vera civica innanzitutto, non una civica cinica. Nessuno di noi è mai stato candidato in un partito politico, portiamo competenze. Un imprenditore, un medico, una donna psicologo, una donna architetto, un architetto urbanista e una donna disoccupata, perché vogliamo dare voce anche a chi non trova lavoro e vive nelle case popolari. Siamo una lista assolutamente trasversale dal punto di vista generazionale, la candidata più giovane ha 28 anni, e dal punto di vista territoriale. Venezia è la prima provincia delle liste civiche venete a presentare i propri candidati a sostegno del centro-sinistra alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Al centro la delicata tematica della sanità. Rappresentiamo Mirano e il miranese che si batterà per il suo ospedale, rappresentiamo il Veneto orientale con i candidati di Sant'Ona di Piave, una consigliera comunale in carica, un assessore in carica a Mirano, l'assessore al bilancio, e poi ci sono io, Marco Gasparinetti, consigliere comunale a Venezia. Siamo una squadra
e ci muoveremo con spirito di squadra. C'è chi porta l'esperienza concreta di anni di amministrazione e chi mette a disposizione invece le proprie competenze professionali. La presenza del milanese è fondamentale e da troppo tempo non è rappresentata all'interno del Consiglio regionale e questo pesa su alcune scelte, per esempio quelle dell'ospedale di Mirano, che da troppo tempo non è al centro delle attenzioni della regione. Sandona sarà rappresentata da 2 candidati, me e Giorgio Maschietto, e ci sono i nostri colleghi veneziani e ci sarà anche l'espressione del milanese e noi copriremo ovviamente tutto il Veneto orientale, quindi da Portogruaro a Sandona e Litorale. Gli altri membri sono Alice Zanetti, Fabio Bevilacqua, Sara Vanin, Ivo Martinelli e Roberta Bertazzolo. Ed il giorno che precederà le elezioni in Veneto, il 22 di novembre, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, arriverà nella nostra regione, a Padova, in occasione dell'annual meeting del QAM Medici con l'Africa, che festeggia i 75 anni di missione e di impegno concreto per l'Africa e la sua popolazione. Lo ha annunciato il direttore del QAM, Don Dante Carraro. Scritte Novax e minacce ai medici sono apparse sulle vetrate della sede dove vengono erogate le vaccinazioni nel quartiere San Lazzaro a Vicenza. Ennesimo raid con scritte di matrice Novax e contro il personale sanitario che hanno imbrattato la porta e la parete esterna della sede del Dipartimento di Prevenzione di Via Albinoni a Vicenza. Attacchi a cui la sede di San Lazzaro non è nuova, sui quali la direzione dell'Ulsotto Berica interviene esprimendo piena solidarietà agli operatori della struttura e a tutto il personale sanitario. Si tratta del terzo episodio in pochi mesi, commenta il direttore generale Patrizia Simionato, esprimendo indignazione per gesti che, si legge nella nota, offendono e minacciano professionisti che ogni giorno si adoperano per assistere i cittadini e tutelare la salute pubblica. Oltre a condannare il gesto, l'azienda fa sapere di aver segnalato l'accaduto alle forze dell'ordine e provvederà a sporgere denuncia. E a Treviso, intanto, l'ULSS 2 della Marca Trevigiana avvia la distribuzione di 120 braccialetti per contrastare le aggressioni negli ospedali. Telefonata in corso. Control room safe. Sono del pronto soccorso di Treviso, volevo avvisarli che qui è in corso un'aggressione, abbiamo bisogno di aiuto. Avviso subito il 112. Un braccialetto simile a un orologio per garantire maggiore sicurezza a chi ogni giorno lavora in prima linea. Da questa settimana l'ASL 2 Marca Trevigiana darà in dotazione al personale dei pronto soccorso della marca dei braccialetti antiaggressione. Il dispositivo ha una SIM all'interno dove, premendo il bottone rosso SOS, parte una chiamata, ok, e dall'altra parte risponde una control room. In questa prima fase verranno distribuiti 120 dispositivi con l'obiettivo di offrire un supporto concreto agli operatori sanitari e amministrativi, spesso vittime di aggressioni verbali e fisiche. Solo nel 2025 l'ASL 2 ha registrato 672 episodi di violenza, di cui il 30% fisici, concentrati in gran parte proprio nei pronto soccorso. Aggressioni in netto aumento, dato che nei primi 8 mesi del 2025 e nei 6 pronto soccorso della marca sono già 188 le aggressioni rispetto alle 199 di tutto il 2024. Il nostro obiettivo è quello di salvaguardare soprattutto chi lavora. Il braccialetto antiaggressione integra anche un GPS ed è in grado di monitorare i parametri vitali di chi lo indossa, rilevando cadute e perdite di coscienza. In futuro il progetto sarà esteso anche ad altri ambiti considerati sensibili, come i servizi per le dipendenze, l'area psichiatrica, pronto soccorso pediatrici e consultori familiari. La rettrice dell'Università di Padova e la ministra Anna Maria Bernini hanno accolto oggi la studentessa ed il professore palestinese arrivati per studiare nell'Ateneo Patavino. Actually, in Gaza we left everything and we lose everything as I lost my home. A Gaza ho lasciato tutto, la mia famiglia, la mia casa è stata distrutta. Aya Al-Tarawi, 21 anni, negli occhi lo specchio della sua anima divisa, l'emozione di poter continuare a studiare qui e la preoccupazione per i suoi genitori e i suoi fratelli rimasti in Palestina. È impossibile lavorare e vivere qui mentre la tua famiglia, parte della tua anima, è ancora lì a Gaza.
Le fa eco Sambra Mahmoud, professore di economia, arrivato insieme a lei a Padova grazie a un corridoio umanitario universitario aperto ormai un anno fa e che dopo un lungo lavoro è riuscito a portare in Italia studenti e docenti dalla striscia. Al momento sono 117 le borse di studio previste dal Ministero dell'Istruzione e dalla Conferenza dei Rettori Italiani, che potrebbero salire a 140. Ce ne aspettiamo di nuovo almeno 2, forse questa settimana, e altri nelle prossime 2 settimane, e se ne arriveranno altri comunque la nostra università è a disposizione per aggiungere dei fondi per le borse di studio. Ripeto, la difficoltà non è trovare i fondi per le borse di studio, la reale difficoltà è riuscire a farli uscire dalla striscia di Gaza e portarli in Italia. Aya studierà al corso di studi medievali, dice di amare molto la storia del nostro paese e ringrazia per la grande mobilitazione in corso per il popolo palestinese. I really want to say thank you for all the Italian people. These corridors in Italy and other European countries give a new hope. Questo corridoio universitario ha dato una speranza a studenti e professori. A Gaza non possono più studiare e lavorare per l'occupazione israeliana che ha distrutto scuole e università. Spiega il professor Sambra, che qui a Padova insegnerà come visiting professor, sperando nel piano di pace per il suo paese. We are looking for the political solution. È tutto, subito dopo la sigla, come sempre l'appuntamento è con le previsioni del tempo ed il nostro meteo. Arrivederci.